In merito all'invasione dei carri armati russi in Ucraina è stato approvato un ordine del giorno all'unanimità da parte dell'Assemblea regionale siciliana a loro sostegno e a tutela del diritto internazionale. A comunicarlo è l'onorevole Giusy Savarino, che continua dicendo come quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina pone l'obbligo di una riflessione a livello nazionale, europeo e intercontinentale sulle misure da mettere in campo a sostegno dell'Ucraina, a tutela dei principi del diritto internazionale. A margine della seduta d'aula in cui è stato approvato un ordine del giorno, questo è il commento della Savarino, questa escalation militare alle porte dell'Europa deve vedere agire l'Italia di concerto con i partner atlantici nell'implementazione di ogni possibile azione diplomatica in grado di minimizzare il costo in termini di vite umane, prosegue la parlamentare agrigentina. Per questo ho ritenuto doveroso sottoporre questo ordine del giorno ai colleghi del gruppo di Diventerà Bellissima e di Attiva Sicilia, poi in aula sottoscritto dagli altri colleghi parlamentari, per impegnare il governo regionale e tutta l'Assemblea siciliana in azioni di solidarietà civile a tutela di tutti i comparti produttivi che di riflesso sono colpiti dalle sanzioni alla Russia. Infine ci auguriamo che l'Europa mostri oggi più che mai il suo volto coeso, conclude la Savarino.